Ciao, sono Martina Berton e sono un'artigiana ceramista. Io ho aperto la mia piccola bottega 9 anni fa, il prossimo anno sono già 10. Io ho fatto l'istituto d'arte nel settore del tessuto, poi in realtà ho fatto tutt'altri mestieri. La ceramica l'ho scoperta un po' per caso, grazie a un corso, perché all'epoca ero disoccupata, quindi visto che era comunque tenuto da professionisti ceramisti, ho detto partecipo. Era comunque molto impegnativo perché è durato 8 mesi ogni giorno, e quindi è stato molto intenso. E da lì ho avuto la fortuna di fare uno stage in una bottega artigianale qua del Friuli. La fortuna ha voluto che si liberasse un posto e quindi sono stata assunta. Lì ho lavorato per 11 anni, quindi ho avuto la fortuna di fare una buona gavetta. Ho detto provo ad aprire una piccola bottega, e così è stato. Si trova a Vidulis di Dignano, a 10 km da San Daniele del Friuli. Pian piano mi sto facendo conoscere, mi sono fatta conoscere prima partecipando ai mercatini, a qualche fiera, e adesso col passaparola insomma l'azienda ha preso piede. Nella mia bottega creo pezzi artigianali, partendo dalla lavorazione dell'argilla, e anche pezzi ad uso domestico. In questo caso le basi, i piatti, le tazze le faccio fare dai tornianti, non avendo io la possibilità nello spazio per poter fare queste cose qua, però la pittura la faccio io. Lavoro quindi per oggetti personalizzati e anche per bomboniere. La mia bottega si chiama Cuore di Fata. Si trova a Vidulis di Dignano, via di Sotto 16. Ho un sito www.cuoredifata.com e mi potete seguire anche sui social, Facebook e Instagram. Oggi sono un po' emozionata perché io nel mio laboratorio creo oggetti sia partendo dalla base, quindi produco sia oggetti con l'argilla, quindi manufatti pezzi unici, e in più dipingo su pezzi per uso domestico, quindi piatti, ciotole, tazze. In questo caso faccio fare la base in terracotta come questi piatti dai tornianti. Mi affido a dei tornianti soprattutto della zona di Bassano del Grappa, quindi mi arrivano queste basi che sono fatte a stampo e dopo li decoro. Diciamo che per fortuna non ho risentito un po' neanche della crisi, perché ho la fortuna di fare pezzi personalizzati, quindi magari ci sono comunque tante belle cose in giro, però magari il pezzo pensato insieme, il decoro da regalare, pensando alla persona che poi lo riceve, è un vantaggio magari rispetto a degli oggetti che si trovano in commercio. E faccio anche tante bomboniere, quindi anche questa cosa ha preso abbastanza piede, il fatto che gli sposi vengano da me per scegliere, magari partendo dalla partecipazione, si pensa a un progetto scegliendo la bomboniera che poi ha tutto un tema, una linea. E tenevo anche corsi. Adesso mi sono dovuta fermare un po' perché il laboratorio è comunque piccolino, quindi tenevo anche corsi sia per adulti che per bambini. Adesso sono 2 anni che non li faccio, quindi sono parecchio emozionata. Allora, oggi decoreremo un piatto di terracotta che praticamente diventerà poi un piatto di ceramica. Questo piatto qua è stato realizzato con l'argilla. È un'argilla, una terraglia liscia, perché anche le argille sono veramente infinite come tipologie. Ci sono i semi che quindi hanno un po' di sassolini, c'è il grès. In questo caso qua abbiamo scelto una terraglia liscia, e questo piatto è stato realizzato a stampo, perché poi ci sono anche tante tecniche di realizzazione, la tecnica colombino, c'è il tornio per creare più che altro vasi, tazze, c'è la tecnica sfoglia, ci sono tantissime tecniche. Una volta che si realizza il manufatto deve essere cotto, perché altrimenti andrebbe a rompersi, quindi bisogna fare una prima cottura
Di solito si sale a 980-1000 gradi, dipende sempre dal tipo di terra che si va a usare, perché alcune terre devono andare anche su a 1100-1200. E quindi si ottiene dall'argilla con la prima cottura il piatto in terracotta, detto anche biscotto. E dopodiché si passa alla seconda fase di lavorazione per ottenere la ceramica, anche perché in questo piatto qua altrimenti non potrebbe essere utilizzato. Anche la pittura, ci sono vari tipi di pittura. Noi oggi andremo a dipingere su terracotta direttamente, se no c'è anche la tecnica della smaltatura, cioè praticamente questo piatto qua viene prima smaltato in uno smalto, è un po' difficile da spiegare, ma è uno smalto che poi sopra la quale viene dipinto il pezzo, viene infornato. Invece in questo caso noi oggi prima dipingiamo e poi io nel laboratorio lo metterò a immersione in questa vernice in modo da dargli la vetrina per renderlo impermeabile. Diciamo che la differenza fra cristallina e smalto visivamente è un po' questa, in realtà non si vede tanto bene con la luce, ma questo qua è smalto, quindi un po' più bianco, questa qua è la vernice. In realtà quando si fa il bagno nello smalto l'acqua viene assorbita subito dal piatto e rimane una superficie polverosa, quindi andare a dipingere su una base polverosa è un po' più difficoltosa. Poi dipende un po', per esempio io mi trovo meglio su smalto che non su biscotto, perché invece qua trattiene un po' di più l'acqua, quindi dipende uno un po' come è abituato. Per dipingere sulla terracotta si usano gli ossidi, che sono queste polverine qua, quindi sono dei colori in polvere che vengono semplicemente diluiti con l'acqua. Anche qua si procede mettendoci poca acqua alla volta, perché se poi è troppo acquoso è un po' difficoltoso poi a stendere. Voi appunto dipingerete sul piatto, poi cosa succede? Che questi sono colori in polvere, quindi io dovrò portarli a casa molto, dovrò sovrapporli in modo che non si tocchino fra di loro, e poi li vernicerò e li devo cuocere, perché per ottenere la ceramica ci vuole una seconda cottura. In questo caso va a una temperatura un po' più bassa, comunque sempre sui 920-950, dipende sempre che tipo di cristallina, di smalto si va a usare. Il forno va su in 8 ore, 10 ore, dipende un po' dai vari programmi. Poi cosa succede? Che arrivato a temperatura io non è che posso aprire già il forno, perché devo aspettare che la temperatura scenda, quindi va via un altro giorno. E per quello si dice che realizzare un oggetto in ceramica richiede tempo, perché ci sono proprio le tempistiche oltre a doverlo dipingere, e più che altro ci vuole la tempistica della cottura, no? Che bisogna calcolare almeno quei 2 giorni e mezzo prima di poter sfornare. A sfornare è sempre una sorpresa perché ogni volta che si mette in cottura qualcosa non è detto che venga perfetto, perché poi nel forno ci sono, soprattutto se si usano smalti, magari con questa tipologia di decoro non tanto, ma se si usano degli smalti screziati, particolari, che magari fanno reazione fra di loro, poi dipende anche dalla posizione del forno, dalla temperatura esterna, insomma si potrebbe sfornare un pezzo che magari è colato o ha qualche difetto. E vi ho portato qua a far vedere il classico decoro friulano, che tutti immagino conosciate. E ovviamente non sono specializzata in questo decoro, quindi questa è la mia, la mia versione, perché in realtà non è così facile fare un decoro così, perché bisogna avere una pennellata veloce, e quindi da qui si capisce un po' anche l'estro di chi fa il fiore, no? Perché fare una pennellata veloce e soprattutto capire bene come impostare i fiori non è così semplice. Nel mio laboratorio non è una linea che propongo, però in realtà per creare dei fiori la base è un po' sempre quella, quindi faccio questa qua appunto è la differenza fra smalto e cristallina, quindi vedete anche un po' i colori come cambiano, qua magari sono un po' più brillanti. Vi ho messo comunque
un pennello che come vedete è schiacciato qui. Quello serve per fare i petali, quindi praticamente si prende il colore, dopo vengo anche da voi, si toglie l'acqua in eccesso, si appiattisce un po' il pennello e praticamente si dà la forma del petalo. Con questo pennello qua che è tondo, che ha la punta, si prende sempre l'acqua, si toglie l'acqua in eccesso, si schiaccia sempre un po' il pennello e con questo si fanno più che altro le foglie, perché c'è questa puntina, richiama un po' più la forma delle foglie. Bello. E poi vi ho messo invece questo qua, che è quello che useremo, che va bene per riempire, per dipingere, praticamente come se dipingessimo con le tempere. Questi decori che vi ho fatto vedere sono tutti decori appunto che fatti sul momento. Praticamente cosa si fa? Se sono dei piatti che bisogna appendere, bisogna andare, anzi lo potete fare, dovreste avere tutti una matita. No, il signore ce l'ho io, la sua, adesso gliela do. Praticamente sul retro del piatto, a metà dei fori, veniamo su con il tratto più o meno centrale fino al bordo, ok? Senza calcare tanto, perché anche lì si usa di solito per lavorare sulla base terracotta, si usa una matita dura. Se avessimo usato un piatto con la maiolica, perché si chiama maiolica o smalto, avremmo usato una matita morbida. Quindi però senza calcare, perché sennò poi nella cottura un po' si intravede. Ok? Fatto quello, girate il piatto, tenendolo abbastanza frontale a voi, venite giù, più o meno, sempre leggero leggero. Fatto questo, si gira il piatto e si crea l'altra metà. Poi dobbiamo ricordarci di fare una X dove ci sono i fori, perché così sappiamo che dove c'è la X il piatto è diritto. E facendo questa divisione, poi l'artigiano parte, si immagina il suo gruppo floreale e parte con il fiore senza dare nessuna traccia, ma questo è un procedimento che lo fa chi ha già esperienza. Allora, abbiamo detto che l'artigiano o chi ha esperienza procede subito e inizia a dipingere. E se ci sono dei decori elaborati, ci sono delle varie tecniche per riportare il disegno che si deve fare sul piatto, ed è una tecnica, è questo qua dello spolvero. Praticamente si fa il disegno del decoro che si vuole andare a fare. Io per esempio vi ho fatto anche un esempio di decoro di coroncina che si può andare a fare. Praticamente poi viene posizionato sul piatto e con la tecnica dello spolvero viene riportato il disegno. La tecnica dello spolvero, praticamente una volta che io ho disegnato, mi prendo un pezzo di polistirolo, un ago, uno sfillo, e vado, adesso sono senza occhiali, a forellare tutto il contorno del disegno. Questa cosa qua di solito si fa per dei disegni elaborati, oppure quando magari bisogna fare più di tot pezzi, che quindi invece di fare per esempio delle chiese o dei decori particolari, per non stare ogni volta a tracciare il disegno con la matita, si fa questa cosa qua. Dopo vi faccio vedere come esce. Cavolo, per tutto il disegno è così? Esattamente, ma ogni tanto, soprattutto se sono disegni elaborati, se ne devi fare anche solo 2, ti conviene, tipo delle chiese o decori un po' particolari, conviene perdere un po' di tempo a fare questo lavoro qua. Questo qua più che altro si fa quando si lavora su smalto.
Per riportare il decoro sul piatto ho bisogno o del mignio, oppure questo qua è la grafite, si chiama quello della matita, esatto. Viene posizionato, quindi si sta attenti al centro del piatto, eccetera, eccetera. Di solito si fa un sacchettino con questo materiale, un sacchettino di cotone, in modo che battendolo fuoriesca il materiale. Ecco, e quindi io gli ho dato una traccia sul piatto, così poi io posso iniziare a decorare. È uno stampo alla fine che tu puoi replicare. Che io posso, una volta che ce l'ho, lo posso usare per più Vieni, volte. ovviamente. Esatto. Sì, poi in realtà andando col colore comunque diventerà sempre un pezzo unico, perché poi la pennellata sarà diversa. No, cuocendo, andando su a temperatura 950 gradi, la grafite poi sparisce. Come alternativa c'è la carta carbone, io la amo un po' meno perché con lì magari quindi si prende sempre il disegno che si vuole fare, sempre matita dura, e si va a ricalcare il fiore. Qua si vede un po' meglio la traccia, però comunque in questo caso qua, se ho 3 pezzi, alla fine non mi conviene perché devo sempre andare a ricalcare. Bisogna stare attenti a non calcare troppo, perché in quel caso lì magari si intravede un po' sotto la cristallina. Però oggi io direi di andare a mano libera, cosa dite? Cioè, nel senso che no, una mano libera nel senso che magari vi aiuto io, vi impresso dei disegni. Facciamo a matita, ricordatevi di non calcare tanto. Ovviamente io vi ho proposto la ghirlanda, se invece volete fare un gruppo di fiori centrali, cioè potete spaziarvi come volete. Creiamo noi i nostri fiori, e anche qua, se vi piacciono le cose simmetriche, magari ecco, inizio da qua, magari potete pensare di fare un fiore di qua e un fiore di qua. Qua magari potete fare, adesso vi do i fogli con i miei disegni, così potete un po' copiare se volete fare i fiori un po' che richiamano il friulano. Possiamo fare il fiore che si ripete di qua, qua magari possiamo decidere di fare quello tondo, e poi fatto i fiori andremo a riempire con le foglie. Possiamo partire così, facciamo prima la traccia con la matita e poi iniziamo a spiegare i colori, come poterli usare. Allora, vi faccio vedere un attimo come si decora, vi spiego un po' e dopo posizioniamo tutti i colori e procediamo. Allora, bisogna sempre avere a disposizione un bicchiere di acqua, si prende il colore, si toglie in eccesso l'acqua e si va sulla superficie del piatto. Ed è un po' come lavorare con gli acquarelli, si stendono i colori, ovviamente dopo la cottura si vedranno un po' le pennellate. Dobbiamo stare attenti quando andiamo a prendere il colore nel piattino. Allora, può essere acquoso, non c'è nessun problema, quindi si ottiene, vedete la differenza tra questo e questo, quindi qua è più acquoso.
Si può quindi, se uno vuole ottenere un effetto un po' più coprente, può tranquillamente passarci sopra, non c'è problema. Io adesso sto usando questo pennellino qua, ma per fare questo si può usare anche questo qua piccolino. Ovviamente usando quello piccolino si vedranno più le pennellate, cioè quindi più grande il pennello, più si riesce a fare una pennellata grande. Quindi si può sovrapporre vari strati, dobbiamo stare attenti di non sovrapporne troppo, o comunque vedete il piattino qua com'è. Per esempio, se io adesso andassi a prendere il colore qua direttamente, otterrei troppo colore. E il problema è che poi c'è il rischio che cuocendo escano dei difetti. Per esempio, se è troppo colore potrebbe diventare puntinato. Per chi poi ha esperienza, prima di verniciarlo, prima di metterlo in cottura, va un po' a soffiettare col compressore, oppure con la lametta va a togliere un po' l'eccesso. Per chi magari è distratto oppure non se ne intende tanto è un po' rischioso, quindi piuttosto partiamo da il colore più acquarellato e in caso man mano aggiungiamo. Quindi abbiamo detto questo pennello qua schiacciato va bene per fare queste pennellate tondeggianti, quindi per creare il classico fiore. Io posso anche andare a prendere il colore giallo e poi sporcarlo un po' volendo nell'arancione oppure nel rosso. E quindi farlo così. Quindi questa qua però è la pennellata che abbiamo detto che magari non tutti sono in grado di fare, quindi avendo la traccia noi andiamo tranquillamente con i pennellini nostri, anche quelli piccolini, andiamo a riempire, quindi facciamo il contorno del tratto della matita e andiamo a riempire. Anche qua poi ci possiamo sbizzarrire, se io voglio fare un petalo giallo e dargli un po' di verde, posso farlo, no? Qua ci possiamo sbizzarrire. O come dicevi tu, poi io posso anche con un altro pennellino magari più fine, posso andare a fare dei dettagli. Ma esatto. Significa asciugarsi col colore? Cioè, assorbe rapido? Sì. Sì, un'altra cosa, non dobbiamo poi andare a pasticciare sopra con le mani perché è polvere, quindi non andiamo a toccare. Quindi vedete poi, oppure queste pallotte qua che vi ho fatto, questi fiori a campanella, possiamo andare poi a intervenire con dei segnetti, possiamo sbizzarrirci un po' con i colori. Di solito io faccio prima i fiori, poi vado a fare i gambi e facciamo le foglie.
oggi abbiamo realizzato un piatto in ceramica, abbiamo dipinto su base in terracotta con i colori ad ossido. Ora i piatti verranno cotti in forno a una temperatura di 980 gradi.